Siamo partiti questa mattina, io e Paolo, in auto, in direzione di Campodalbero di Crespadoro, in provincia di Vicenza. Nei 2 giorni precedenti aveva nevicato. Non molto sulle colline vicino a casa, ma da Campodalbero in su, a 900 metri di altitudine, la neve era caduta con più decisione, creando un vero paesaggio invernale. Il meteo era tipico di inizio inverno, cielo coperto, un po' di vento in quota e temperature tra lo 0 e -2 gradi. Dopo aver parcheggiato nei pressi della chiesa, abbiamo iniziato il nostro percorso verso Malga Campodavanti, che si trova a 1580 metri di altitudine, sulla catena delle Tre Croci, nelle piccole Dolomiti. Abbiamo preso la via direttissima, che io chiamo Parstrosi, cioè sentieri stretti in dialetto vicentino. Poco dopo la contrada Lovati di Sopra abbiamo imboccato il sentiero CAI 215. Il sentiero incrocia per 2 volte la mulattiera che sale alla Bocchetta Gabellele, che si trova a 1552 metri di altitudine. In questa prima parte di bosco, prima di arrivare all'Oscursolo, i rami degli alberi erano carichi di neve e creavano un'atmosfera suggestiva e ovattata. Abbiamo poi proseguito per l'Oscursolo, una scorciatoia che attraversa un tratto di mughi e porta direttamente verso Malga Campodavanti. La neve sul sentiero era stata calpestata solo da un paio di persone passate di buon mattino. Per questo motivo la salita era piuttosto impegnativa. Sprofondavamo spesso con scarponi e ghette, soprattutto nella parte più alta, dove gli accumuli raggiungevano i 25 o 30 centimetri. Arrivati a Malga Campodavanti, il panorama si è aperto e si è fatto ancora più bello. La neve ricopriva ogni cosa e dava alle piccole Dolomiti un aspetto quasi fiabesco. Dalla Malga abbiamo proseguito lungo la mulattiera verso la Bocchetta Gabellele. Da lì siamo saliti ai punti panoramici situati sotto la cima del Mesole. Da quei belvedere si vede l'altopiano delle Montagnole e tutto l'arco di pareti rocciose, completamente rivestite dalla Dama Bianca. Mentre osservavamo il panorama, abbiamo visto scendere dal Mesole uno scialpinista seguito dal suo cane, un piccolo cocker che correva instancabile sulla neve fresca. Dopo una breve pausa, io e Paolo abbiamo iniziato la discesa lungo la mulattiera che porta al rifugio Bertagnoli, che si trova a 1250 metri di altitudine.
Qui ci siamo fermati per un tè caldo. Abbiamo poi proseguito il nostro percorso per rientrare a Campodalbero, chiudendo l'anello sempre lungo sentieri innevati. La neve, diventata più morbida con il passare delle ore, ha accompagnato tutta la nostra discesa, rendendo questa escursione un bellissimo assaggio d'inverno. Per concludere l'escursione, condivido qualche dato del percorso. Abbiamo affrontato un dislivello positivo di 725 metri per una distanza totale di 11 km e 260 metri, con un tempo in movimento di 3 ore e 31 minuti. Numeri semplici, che però raccontano una giornata speciale, fatta di neve fresca, silenzi profondi e quella sensazione di libertà che solo la montagna sa regalare. Se ti è piaciuta questa avventura, ti aspetto nel prossimo video per continuare a scoprire insieme le nostre montagne.